Con Ugo Giollo, segretario dello SPCGIL del Veneto, parliamo delle impegnative. Sono un aspetto molto importante, potrebbero costituire un supporto economico per le famiglie o per gli anziani non autosufficienti che si trovano in difficoltà per riuscire a far fronte anche alle esigenze del quotidiano. Quante sono le impegnative effettivamente erogate nella nostra regione a fronte di quante richieste? Allora, dai dati che abbiamo noi, le impegnative, parliamo di quelle di cura domiciliare, non delle impegnative di residenzialità, quindi per le persone che sono ricoverate in centri diurni, in case di riposo. Quelli che sono a casa. Quelli che sono a casa, esattamente, i dati ci parlano di circa 35.000 impegnative riconosciute. Sono nell'ambito di 9 tipologie che riguardano in parte le condizioni, diciamo, della situazione della persona, legate quindi anche al reddito, e dall'altro invece a patologie specifiche come la SLA. Hanno un'alta variabilità economica, vanno dai 120 euro mensili fino ai 2.000 euro per quanto riguarda la SLA. Quello che diciamo noi è che questo strumento deve essere aumentato sia in termini numerici e sia anche in termini di valore. L'indennità che viene più utilizzata è quella per cosiddetta ICDB, che vale 120 euro, per carità importanti, ma insomma crediamo che chi si trova in quelle condizioni deve seguire una persona non autosufficiente a casa, forse ha bisogno di qualcosa di più di questo. Conta l'ISEE? Certo, conta l'ISEE, tranne in un caso, in tutti gli altri sono legate anche al reddito familiare. Le finanze ci sarebbero per far fronte anche a queste ulteriori esigenze? Le finanze ci sono, basta andare a prendere i soldi dove potrebbero esserci. Uno dei capitoli che noi abbiamo messo in campo è proprio su come si potrebbero finanziare ulteriormente i servizi, non solo questo, ma i servizi legati alla non autosufficienza e comunque al benessere e alla salute complessivamente, che vanno dalla lotta all'evasione fiscale vera, perché oggi se l'85% delle entrate IRPEF è dato da lavoratori e pensionati, mentre sappiamo tutti che la ricchezza non è questa, c'è questa cosa, e dall'altro noi continuiamo a dire che sui grandi patrimoni e sui grandi redditi può esserci applicata un'addizionale che le altre regioni italiane hanno tutte applicato. Perfetto, io la ringrazio tantissimo segretario, grazie allo SPCGIL, rivolgetevi alle sedi del territorio presenti un po' ovunque dello SPCGIL per avere tutte le informazioni e per fare tutte le procedure per ottenere, dove è possibile, dove ci sono i requisiti, quei soldi che possono servire a essere utili per chi ha dei problemi. Buon proseguimento.